Riunire tutte le forze moderate per mettere in campo un candidato alla presidenza della regione siciliana. Questo è il progetto politico dell'area centrista che fa capo al ministro degli esteri onorevole Angelino Alfano e dei centristi per l'Europa dell'onorevole D'Alia. Il prossimo 17 luglio a Catania, alla presenza anche di Pier Ferdinando Casini, in vista delle prossime elezioni regionali del 5 novembre, si riuniranno così i centristi che sceglieranno la riserva e presenteranno, oltre al programma politico per la Sicilia, anche il prossimo candidato alla presidenza della regione, che potrebbe essere il parlamentare europeo onorevole Giovanni La Via, ben visto anche dagli ex alleati di Forza Italia per un eventuale futuro accordo politico, che potrebbe però anche tenere conto di un altro nome papabile per il partito di Berlusconi alla presidenza della regione, il parlamentare nazionale onorevole Basilio Catanoso, rieletto nelle file del PDL nel 2013 e già deputato con Alleanza Nazionale sin dal 2001. Intanto il ministro onorevole Angelino Alfano ha voluto ribadire la sua indisponibilità a correre per la presidenza della regione siciliana. Una cosa sulla quale ho avuto varie sollecitazioni in vari momenti della mia vita, l'ho sempre declinata con grande rispetto per la Sicilia e così continuo a fare, perché io amo la Sicilia, ma adesso ho due altri compiti. Uno è quello di Ministro degli Esteri, peraltro con un'agenda molto fitta di impegni internazionali da qui alla fine della legislatura, e l'altro impegno è quello di lavorare per la riaggregazione dell'area moderata e centrista. Sono due impegni molto importanti e oggettivamente incompatibili con una attività così impegnativa. Lo dico con tutto l'amore che un siciliano può avere nei confronti di questa terra meravigliosa, che continuo ovviamente a servire da un altro lato. Non è necessario fare il Presidente della Regione o il candidato Presidente della Regione per servire la propria terra. Io credo che con tutte le difficoltà di questa nostra terra bellissima e amatissima, comunque dei passi in avanti sono stati fatti. Dall'anatema di Giovanni Paolo II contro i mafiosi un po' più giù che qui, noi abbiamo combattuto e vinto tante battaglie contro la mafia, abbiamo reso questa nostra terra meglio infrastrutturata e i cantieri aperti, le file che facciamo per arrivare ad Agrigento, perché ci sono cantieri ovunque, non sono cantieri perché sono crollate le cose, ma anche e soprattutto perché si stanno realizzando nuove opere. Tutto questo è la prova di un qualcosa che si muove e che si muove nella direzione giusta.